questa è Tenuta Kazan, la casa di famiglia dei miei nonni paterni. È una grande corte agricola costituita dalla villa padronale, che è questa del 1700, dalle barchesse, dalle scuderie e dalla chiesetta, quindi un grande patrimonio da tenere in piedi. Mia madre è originaria dell'Irlanda del Sud e proprio come si fa in Irlanda per dare sostegno e sostenibilità a questa grande corte, abbiamo deciso circa una quindicina di anni fa di aprirla ad ospiti italiani e stranieri che vengono in quest'angolo d'Italia meraviglioso a visitare il Delta e a conoscere la nostra cultura. Quindi sicuramente mantenere i fabbricati, renderli attuali e dare loro il modo di essere goduti, diciamo, in modo piacevole, per cui per esempio attraverso la costruzione di una piscina far sì che gli ospiti che arrivano dalle loro varie escursioni giornaliere possano rilassarsi, rinfrescarsi e godere anche del verde dei fabbricati circostanti. Molti, devo dire, sono gli interventi che noi abbiamo realizzato col PSR Veneto, proprio con l'idea di recuperare i fabbricati all'interno della corte. Il tema che affrontiamo sempre è proprio quello di arricchire l'offerta all'ospite che viene a soggiornare da noi. Quindi gli mettiamo a disposizione delle biciclette, si possono rilassare in piscina, possono cenare da noi su richiesta e poi gli diamo indicazione su tutto quello che possono fare all'interno del territorio del nostro delta. Sicuramente questa vena romantica che aleggia in questo posto, che è data proprio da Byron, che nel 1800 veniva a trovare qui la bella Teresa e che qui scrisse una delle sue poesie più belle, è un bello spunto da poter utilizzare per coinvolgere maggiormente i nostri ospiti. La cosa bella per me è valorizzare Kazan attraverso la musica e attraverso la cultura.